Treviso nessun decesso è correlato al vaccino anti-Covid. Su oltre 1 milione di dosi somministrate nella Marca, 11 le reazioni avverse gravi segnalate, i dati della farmacovigilanza dell'ULSS 2. Trasporto pubblico e obbligo di Green Pass, continuano i disagi, domani 405 corse non garantite, ma il pugno duro di Mom sugli autisti sortisce i primi effetti, scende il numero di assenze ingiustificate da 87 a 68. Il giorno dopo la vittoria Fabio Chiesa è tornato da sindaco in municipio a Conegliano, accordo con PD e apertura alla Lega, la città può diventare, dice, un laboratorio politico. In casa Lega e Fratelli d'Italia si apre la riflessione dopo la sconfitta e discussione sul candidato civico. Il Carroccio ribadisce: Garbellotto era la migliore scelta possibile, gli alleati troppo poco tempo per farsi conoscere. Ladri in azione la scorsa notte a Quinto di Treviso, presi di mira 3 negozi nella stessa via, spariti soldi, PC e capi di abbigliamento. Intanto l'associazione Furti in Corso lancia la vigilanza autofinanziata diurna. Domani pomeriggio alle 15:30 a Cavaso del Tombe i funerali di Denis Farnea, l'ex assessore provinciale al lavoro, morto a soli 49 anni dopo una breve malattia. Una famiglia di Volpago del Montello da un anno non svuotava regolarmente il secco e abbandonava in giro i rifiuti. Immortalate dalla fototrappola, scatta la multa. Treviso anticipa al 24 ottobre anziché al 31 la seconda domenica ecologica delle 3 previste entro l'anno, questo per evitare sovrapposizioni con i festeggiamenti dei 100 anni della sezione ANA. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso e dunque ancora in primo piano torna il Covid, o meglio torna il dato della farmacovigilanza dell'ULSS 2. Nessun decesso in provincia di Treviso correlato al vaccino anti-Covid e su oltre 1 milione di dosi somministrate nella Marca sono 11 le reazioni gravi registrate e segnalate. Abbiamo avuto sostanzialmente dati 11 reazioni avverse, che però sono veramente blande, tanto per dire su 1.230.000 dosi è lo 0,0008%. Questi primi dati della farmacovigilanza su una correlazione tra vaccini anti-Covid e reazioni avverse. Abbiamo avuto un sospetto di miocardite, un'aritmia, abbiamo avuto delle reazioni anafilattiche, cioè tutte cose che si pensa, che i medici pensavano fosse correlate alla vaccinazione. 133 le segnalazioni di reazioni avverse lievi giunte all'ULSS 2 dai medici di base. Si tratta soprattutto di capogiri, febbricola, dolore osseo, eritemi e dolenza nell'area dell'iniezione. Altre 500 quelle invece pervenute direttamente dai cittadini al Dipartimento di Prevenzione, soprattutto relative a dolore all'arto interessato dall'inoculazione e parestesia. Nessun decesso finora è stato correlato alla vaccinazione anti-Covid in provincia di Treviso. Anche l'autopsia eseguita sul corpo di Nadia Positello, la 49enne di Maser, deceduta 11 giorni dopo la vaccinazione, ha escluso un possibile legame tra l'immunizzazione e la morte. L'osservatorio della farmacovigilanza ha permesso poi di chiarire un altro aspetto importante. Era l'associazione con patologie neurologiche oppure con patologie cardiache. Assolutamente i colleghi che hanno parlato di questo hanno sostanzialmente negato il nesso di casualità tra vaccinazione e queste patologie, invece confermando in modo serio e preciso che i pazienti che sono entrati all'interno dell'ospedale col Covid purtroppo hanno moltiplicato per 10 le patologie che non avevano. Intanto sul fronte vaccinazioni sono stati aperti oggi altri 44.000 posti fino al 30 novembre. Tutti gli over 60 che hanno fatto la seconda dose devono fare la dose booster. Dopo i 6 mesi dalla seconda dose possono andare nel portale con la tessera sanitaria, iscriversi e fare la vaccinazione. Come annunciato già ieri ai nostri microfoni dal direttore generale, da oggi ai cittadini che si sottoporranno al tampone per il Green Pass verrà consegnato un modulo con le indicazioni, nel caso non ricevano la certificazione verde, per collegarsi al sito del Ministero e scaricarla, o con un numero da chiamare, lo 0422 322 922, al quale risponderà un operatore che si occuperà di far avere alla persona interessata il pass. Intanto proprio sul caso della donna morta a Maser puntava il ritaglio di giornale comparso nei cartelli affissi la notte scorsa all'ingresso della sede della CISL di Conegliano e di quelli della CAF, sempre
della CISL e sempre della città del CIM. Dopo la CGIL dunque i Novax hanno preso di mira anche il sindacato guidato in provincia da Massimiliano Paglini, che commenta: ci tengo a ribadire senza se e senza ma e senza farci intimidire da ignoti che agiscono nottetempo. Noi siamo con la stragrande maggioranza degli italiani che ha scelto di vaccinarsi per uscire dalla pandemia e tornare alla normalità. Proseguire speditamente, prosegue Paglini, con la campagna vaccinale è l'unica strada per metterci alle spalle le restrizioni e alimentare la ripresa economica. I facinorosi e diffusori di fake news, prosegue Paglini, che accostano strumentalmente il decesso di Nadia Positello alla somministrazione del vaccino non ci fanno paura. Ricordo loro che l'autopsia sul corpo della donna deceduta per una embolia polmonare ha escluso la correlazione con il vaccino. Intanto invece proseguono i disagi nel trasporto pubblico, i disagi iniziati evidentemente dal 15 di ottobre, dall'inizio del giorno dell'obbligo di Green Pass. È online l'elenco delle corse non garantite per la giornata di domani, sono 405, il 12%, mentre i turni scoperti saranno 44, il 10%. C'è però una lieve discesa del numero di assenze ingiustificate, 68 in totale, erano 87 il primo giorno e sono 58 dipendenti MOM e 10 di ditte subaffidatarie. Complessivamente sono previste 81 assenze tra il personale di guida. Anche per la giornata di domani, fa sapere MOM, è stato organizzato il servizio tamponi itineranti in 4 delle sedi aziendali. Si confida dunque in una crescita delle adesioni tra il personale attualmente sprovvisto di Green Pass, anche a seguito delle sollecitazioni formali poste in essere. Abbiamo raccontato in questi giorni anche il pugno duro dell'azienda nei confronti di chi non è ancora vaccinato, chi non ha in ogni caso il Green Pass. Adesso a Conegliano e parliamo di politica. Ieri la vittoria, abbiamo raccontato in diretta per primi la vittoria di Fabio Chies a Conegliano, nel caso di Conegliano di un centrodestra diviso. Oggi il neo primo cittadino è tornato in municipio. L'indomani della vittoria su Piero Garbellotto, Fabio Chies ritorna da sindaco in municipio in quell'ufficio che ha dovuto lasciare il 6 novembre dell'anno scorso, quando la città è stata commissariata. Buongiorno sindaco. Sembrava un po' di tornare a casa, è un anno che non ci siamo, ho trovato tutto com'era, i dipendenti stavano lavorando, è stato un piacere risalutarli di nuovo da sindaco. E è un piacere rientrare in questa struttura, tante cose da fare, mi vengono in mente i cantieri che abbiamo in piedi e tanti cantieri che dobbiamo aprire. Com'è stato il risveglio? Ma risveglio positivo, ti alzi con l'adrenalina comunque ancora di una campagna elettorale importante, ma anche con la voglia di ricominciare a lavorare, perché sapendo le cose che abbiamo lasciato in piedi ho molta voglia di portarle a compimento. Il telefono che squilla in continuazione, oltre 1200 messaggi a cui rispondere, le chiamate delle istituzioni, dal prefetto al questore, la proclamazione nel pomeriggio, già da domani la piena operatività. Un paio di settimane di tempo, dice Chies, per formare la giunta che rimane la grande incognita. Dialogo avviato con il PD, visto l'accordo pre-ballottaggio, ma porte aperte nell'azione amministrativa anche a Garbellotto e alla Lega. Si apre una fase nuova anche per Conegliano, noi abbiamo la maggioranza con le nostre liste, però abbiamo un ottimo rapporto col PD che ci ha dato l'appoggio durante il ballottaggio e anche un rapporto personale con la Lega, per cui penso che sarà un consiglio comunale nel quale potremo partire con numeri ampi per poter fare subito le cose importanti per la città. Chies non pare aver bisogno di un rodaggio, vuol riprendere da dove ha lasciato e ribadisce le sue priorità. Noi dobbiamo finire delle opere importanti per la città, però dobbiamo badare soprattutto alla coesione sociale. Usciamo da un anno e mezzo di pandemia dove la gente ha avuto grossi problemi, dobbiamo oggi stare attenti agli ultimi. Questo è quello che faremo, domani incontrerò già i servizi sociali, faremo dei ragionamenti perché non possiamo lasciare indietro nessuno. Dunque un laboratorio politico con ovviamente anche un'apertura, avete sentito, alla Lega, e poi c'è ovviamente il ruolo del Partito Democratico. La risposta migliore a tutte le critiche che sono state mosse su tatticismi, inciuci, ce l'hanno data i nostri elettori, la nostra base, i nostri democratici che sono andati alle urne e hanno votato convintamente per il progetto a cui abbiamo collaborato, che abbiamo condiviso con Fabio Chies. 1810 voti in più rispetto al primo turno per Fabio Chies, mentre sull'altro fronte per Piero Garbellotto hanno di fatto rivotato gli stessi di 2 settimane fa. C'è una grossa componente di centro-sinistra nella vittoria del neosindaco di Conegliano, non il frutto di inciuci, ma un vero e proprio moto popolare, secondo il segretario Dem Giovanni Zorzi, scaturito dal rischio di consegnare la città alla destra. Il rischio che si stava palesando
auspicato era che si potesse affermare nella nostra provincia un blocco di destra che nulla aveva a che fare con la cultura politica e la tradizione amministrativa di questa provincia, e credo che gli elettori di Conegliano, non solo quelli del Partito Democratico, hanno dimostrato appunto che questo blocco di destra con questa provincia non deve avere nulla a che spartire. Da qui in avanti si tratterà di concretizzare i punti dell'intesa politica che Chies e il PD hanno raggiunto. C'è una proposta politica moderata e riformista che è stata premiata dagli elettori, una proposta a cui il Partito Democratico ha dato il suo contributo in queste settimane di costruzione, di valore aggiunto. Partiamo da qua e cerchiamo di capire adesso come metterla in piedi e come realizzarla per i prossimi 5 anni. Una forza di minoranza che a livello programmatico fa a questo punto parte della maggioranza. Sul tavolo del confronto con Chies la presenza in giunta dei Dem. Non è ancora arrivato il momento di parlarne, non è questo il motivo per cui ci siamo vincolati a questa intesa. Noi ci siamo veramente spesi sui punti di un programma che riteniamo importanti per dare appunto un futuro migliore a Conegliano, su quelle che saranno le responsabilità, i ruoli, gli interpreti di questo progetto. Avremo adesso modo di parlarne in totale serenità. E poi c'è l'analisi di Lega e Fratelli d'Italia, usciti sconfitti dal ballottaggio di Conegliano. A livello politico, soprattutto a livello provinciale, la Lega ha vinto in tutti i comuni e ha perso al ballottaggio a Conegliano, quindi parlare di sconfitta politica francamente mi sembra un po' eccessivo. Dispiace ovviamente per Conegliano, faremo delle riflessioni perché l'obiettivo è quello sempre di continuare a crescere. Se siano riflessioni o rese dei conti in casa Lega e Fratelli d'Italia è presto per dirlo. Restio il Carroccio a parlare di sconfitta in senso stretto visto il risultato più alto mai raggiunto dal partito a Conegliano, ma è chiaro che l'aver mancato l'Amplen nella Marca fa male, molto male. La spinta del PD a Chies è stata cruciale, tuttavia l'analisi coinvolge inevitabilmente anche la figura di Piero Garbellotto. La bontà della scelta non viene messa in discussione dai vertici di Fratelli d'Italia, che però pongono l'accento sul metodo. Bisogna dare il tempo a queste persone che si scelgono, anche della società civile, cioè che non abbiano una storia di militanza, vorrei dire forse usare questa definizione. Bisogna dargli il tempo di conoscere un po' gli aspetti e le regole della politica. Quello che forse è mancato a Piero Garbellotto è stato un po' di tempo in più per farsi conoscere. La Lega da parte sua ribadisce era il miglior candidato possibile. Io ho conosciuto una persona che, oltre a essere una persona di riferimento sia sul piano imprenditoriale che sul piano sportivo, è una persona che è di una capacità, di un'intelligenza, di un'umiltà e di una dedizione al lavoro e all'impegno in ciò che fa, che penso possa essere esemplare. Ma le discussioni interne ci sono, anche sulle figure dei candidati civici. Claudio Borgia cita l'esempio della sua Montebelluna come di operazione vincente. Quando ci sono dei candidati che hanno tessere in tasca ma sono dei candidati riconoscibili a livello politico da parte dei cittadini e si danno da fare, si vince. Quindi auspico e spero che insomma dalle prossime elezioni si possano scegliere candidati politicamente riconoscibili, perché secondo me il tempo dei civici nel centrodestra è terminato. Lapidaria e indicativa del clima la risposta di Boff. Probabilmente avrà molto da fare a Montebelluna e magari può preoccuparsi di quello. A cercare di stemperare gli animi il coordinatore di Fratelli d'Italia che, civici o meno, auspica comunque una strategia diversa per il futuro. Se noi prendiamo dei candidati dalla società civile e li buttiamo nell'arena della politica, lasciandogli poco tempo per costruirsi il loro percorso di fiducia insieme ai cittadini, rischiamo di bruciarli un po'. Dunque il commissariamento per Conegliano è finito, ma in questo anno di commissariamento Conegliano non è certo rimasta ferma. È parola di Antonello Rocco Bertoni, il viceprefetto che ha retto l'amministrazione della città da novembre ad oggi. È stata un'esperienza molto interessante e piena di impegni naturalmente, però altrettanto soddisfacente. Ha retto l'amministrazione della città di Conegliano per quasi un anno. Il viceprefetto Antonello Rocco Berton, commissario della seconda città della Marca, la restituisce di fatto nelle mani del sindaco da cui l'aveva ereditata, Fabio Chies.
Una realtà molto viva, molto attiva sotto tutti i punti di vista, sia dal punto di vista imprenditoriale, dal punto di vista commerciale, delle associazioni. Molti sono stati fatti gli interventi programmati anche nel corso di quest'anno e devo dire sono soddisfatto. Il commissariamento, la pandemia, il timore generale è che la città possa essere rimasta al palo in questi mesi in cui, più che in passato, occorre invece farsi trovare pronti a sfide fondamentali come l'accesso ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'ormai famoso PNRR. C'è tutto il tempo per potersi allineare, d'altronde poi in quest'anno non si è rimasti assolutamente fermi, sono state, adesso non sto qui ad elencare le opere, le delibere diciamo, che sono state emanate nel corso dell'anno, però gli interventi sono stati notevoli, alcune opere sono state portate anche a compimento e alcuni interventi programmati, per cui c'è tutto il tempo per la città di allinearsi per tutti gli interventi, i finanziamenti e progetti possibili. Infine il messaggio rivolto al sindaco neoeletto. Un augurio di buon lavoro, ne ha molto da fare e gli faccio in bocca al lupo per il proseguo. La cronaca adesso è purtroppo un'altra vittima lungo la A4 tra Meolo e Roncade stamane. E di un morto e un ferito in gravissime condizioni il bilancio del tragico incidente lungo la A4. A perdere la vita una ragazza di nazionalità rumena di appena 19 anni. Grave il ragazzo di 26 anni, suo connazionale, che viaggiava con lei e alla guida del furgone che per causa del vaglio della Polstrada si è scontrato con un tir fermo lungo la piazzola di sosta e proveniente dalla Slovenia. La tragedia prima dell'alba lungo la 4 appunto a Meulo in direzione Trieste verso le 4:30 del mattino al chilometro 407. Dopo lo schianto è rimasto completamente accartocciato il furgone con i pompieri che per estrarre la coppia incastrata tra le lamiere, non si esclude di fidanzati, hanno dovuto utilizzare cesoie e divaricatori per liberarla dalla morsa d'acciaio. Ferito gravemente il 26enne si trova all'Angelo in condizioni molto critiche. Illese invece il conducente del tir che trasportava carta da macero. Sul posto la Polstrada di Venezia, personale di soccorso del SUEM 118, vigili del fuoco e autovie venete. Dopo l'incidente, per consentire l'arrivo dei soccorsi, chiuse 2 delle 3 corsie di marcia, con la situazione tornata alla normalità verso le 7 del mattino, quando la carreggiata è stata completamente liberata dai detriti e dal carico dei mezzi finito in strada. Domani alle 15:30 nella chiesa arcipretale di Cavasio del Tomba i funerali di Denis Farnea, l'ex assessore provinciale al lavoro scomparso domenica pomeriggio a soli 49 anni per una malattia. Tanti gli esponenti politici regionali e provinciali attesi per dare l'ultimo saluto a Farnea domani pomeriggio. E adesso un'operazione della Guardia di Finanza di Padova con un maxi sequestro di pellet non a norma. Ci sono 2 aziende trevigiane nel mirino. Sequestrate 350 tonnellate di pellet non certificati. Diventano quindi 700 le tonnellate che gli uomini della Guardia di Finanza di Padova hanno tolto dal mercato da inizio anno. Nell'ambito dell'operazione Guasta Provvista, nei mesi scorsi erano state requisite 350 tonnellate prive del marchio di qualità M+. Da qui un'ulteriore indagine ha permesso di scovare altrettanto materiale proveniente prevalentemente dall'Est Europa, non idoneo al mercato nazionale, che è stato quindi sequestrato. Ma non solo, tenendo monitorato il web e gli annunci di vendita di pellet online, gli uomini delle Fiamme Gialle sono riusciti a sequestrare 85 tonnellate di ecocombustibile di produzione estera, falsamente dichiarato conforme alle certificazioni di qualità, a 2 rivenditori attivi nella provincia di Treviso, entrambi denunciati all'autorità giudiziaria per frode nell'esercizio di commercio. Guai anche per una società vicentina che vendeva come certificato pellet sfuso, prodotto poi risultato privo di certificazione. A Quinto di Treviso invece un raid dei ladri, presi di mira 3 negozi nella stessa via. 3 furti in altrettanti esercizi commerciali messi a segno la scorsa notte in via Postumia a Quinto dalla stessa banda che ha colpito in 2 rivendite di materiale edile e in un negozio d'abbigliamento, situati a pochi metri di distanza l'uno dall'altro. I ladri hanno forzato gli infissi e sono entrati portando via da un'attività alcuni spiccioli asportati dal distributore di bevande. Nella seconda alcuni computer portatili, mentre nel terzo negozio alcuni capi d'abbigliamento e del contante rimasto nel registratore di cassa.
I malviventi sono poi fuggiti. Indagano ora i carabinieri di Zero Branco, che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza. Episodi come questi non riguardano però solo attività commerciali. Nelle ultime settimane, infatti, diverse le segnalazioni sulla pagina Facebook di furti in corso, di colpi tentati o portati a termine, come la scorsa settimana a Monastier prima, Mignagola poi, con ladri in azione e con i proprietari in casa. In un'occasione una coppia di anziani si è trovata faccia a faccia con il malvivente. L'associazione di Christian Demma continua a monitorare la situazione e dopo lo stop forzato dell'anno scorso causa pandemia è tornata ad organizzare degli incontri pubblici per fornire ai cittadini alcuni semplici consigli per proteggersi dai ladri. Continua poi l'iniziativa della vigilanza autofinanziata grazie ad una convenzione tra furti in corso e un istituto privato. È diviso in due, come avevamo detto, una notturna e una diurna, che adesso a breve, la notturna si chiude col 1° di novembre e adesso la diurna, chiamiamola diurna ma in realtà sarebbe dalle 18 alle 22 e sta partendo. Abbiamo continue richieste di cittadini anche al di fuori delle nostre 5 città che ormai sono partite e valutiamo puntualmente con l'istituto di vigilanza di riuscire a accontentare un po' tutti. Un'altra piaga della Marca, quella degli ecovandali, anche insospettabili, come una famiglia di Volpago che però è stata immortalata da una fototrappola. L'auto arriva nell'area che si trova dietro al campo da calcio di Volpago del Montello. Un uomo scende, recupera dal bagagliaio un grande sacco nero, lo appoggia di fianco ad un cestino dei rifiuti, risale in macchina e chi è al volante riparte. Il video, che immortala l'ennesimo abbandono di rifiuti, ha permesso di risalire i responsabili. Una famiglia che, pur avendo un regolare contratto di gestione dei rifiuti, non svuotava il contenitore del secco non riciclabile da ben 2 anni e abbandonava i propri rifiuti nel territorio. Ora scatterà una sanzione che può arrivare fino a 600 euro. Le indagini della vigilanza ambientale del Consorzio di Bacino Priula sono scattate dopo la segnalazione di diversi episodi di abbandoni in quell'area di sacchi contenenti rifiuti domestici. Fondamentale è stato l'utilizzo di una fototrappola. I controlli hanno permesso di contrastare il fenomeno degli ecovandali. I rifiuti abbandonati nel 2020 infatti rappresentano solo lo 0,17% del totale dei rifiuti raccolti. Treviso anticipa la domenica ecologica, lo vediamo dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta con il telegiornale di Treviso. Dicevamo prima della pubblicità, doveva essere il 31 di ottobre la seconda domenica ecologica, sarà invece domenica prossima il 24. Si anticipa, allora vediamo perché nel prossimo servizio. Cambia il calendario delle domeniche ecologiche in città. La seconda delle 3 previste entro la fine dell'anno si anticipa domenica 24 anziché al 31, quando il centro di Treviso sarà invaso pacificamente dagli alpini per le cerimonie conclusive del centenario della sezione ANA. L'obiettivo è evitare sovrapposizioni e possibili disagi. La decisione è stata presa all'unanimità anche a seguito della task force che si è riunita in mattinata a Casugana, dove organizzatori, dirigenti comunali, polizia locale si sono concentrati sui dettagli del grande evento di metà autunno. Presente lo stesso sindaco Mario Conte con il vice sindaco. Un grande evento alpino in cui anche dal sabato alla domenica e anche il sabato sera ci sarà una grande festa alpina e naturalmente dobbiamo prepararci ad accogliere gli alpini come si deve. Sul tavolo la doppia esigenza di monitorare i flussi e garantire le norme anti-Covid. Anche per questo la priorità di questi giorni è avere una previsione corretta delle presenze. Difficile stimarlo in questo momento, infatti adesso vedremo un attimino le adesioni per capire quanti alpini effettivamente avremo, quanti alpini, amici degli alpini e familiari, quindi sarà una grande festa sicuramente. Sull'ordine di qualche migliaio comunque? Assolutamente sì. Da alpino peraltro non sono particolarmente contento, quindi vedremo quanti dei nostri fra o dei nostri vecchi si riverseranno in città e sicuramente sarà come sempre stata una grande manifestazione, una grande gioia di vederli. Quanto alla domenica ecologica del 24, le regole restano quelle di sempre, off limits ai motori, la città dentro le mura. C'è una serie di parcheggi gratuiti che chiediamo di andare a verificare sia sulla cartellonistica che abbiamo messo, sia sul sito del comune, quali sono e in che orari saranno aperti. E questo in una domenica che registrerà lo stop dei mezzi pubblici e non per motivi ecologici, con la MOM costretta a sospendere il servizio festivo vista l'alta incidenza di autisti sprovvisti di Green Pass, l'unica soluzione organizzativa per garantire le corse feriali. Insomma, una domenica green in tutti i sensi.
Restiamo in città, riaprono a piena capienza il teatro e i luoghi della cultura e ritorna l'autunno musicale, uno degli appuntamenti più attesi della stagione. 6 appuntamenti per ripercorrere la storia musicale trevigiana, 6 tasselli per unire il territorio con i grandi nomi internazionali. L'autunno musicale torna in città con i luoghi della cultura finalmente aperti, su tutti il Teatro del Monaco, ma anche la Loggia dei Cavalieri, la Chiesa di Sant'Agnese e quella del Sacro Cuore. La prima serata sarà un galà straordinario e gratuito, quindi un ulteriore festeggiamento per riportare tutti a teatro, quindi giovedì 4 novembre, un gran galà con un'artista straordinaria che è Ines Salazar, che ha partecipato al concorso Toti Dal Monte, che con una carriera straordinaria debutta per la prima volta nel nostro palcoscenico, e la presentazione di un volume dedicato alla storia del teatro comunale. Si proseguirà poi con l'omaggio tra gli altri a Paolo Trevisi, ambasciatore della cultura trevigiana nel mondo, a Mozart e Beethoven, riproposti da giovani musicisti del territorio, un pentagramma di nuovi inizi. Una ripartenza a teatro pieno al 100% e un teatro, quello di Treviso, che ritorna a riannodare i passi con la propria storia e la propria identità. Significa finalmente ritornare ad incontrare il proprio pubblico, per i giovani e per i musicisti ritornare a lavorare e mettere finalmente a frutto tutto ciò che hanno anche imparato. Ma la musica si sa non ha confini, da qui il gemellaggio musicale con Cortina, dove l'associazione Musicantus con il Teatro Stabile ha ideato un cartello d'eccellenza sostenuto dal Comune. Abbiamo l'obiettivo di portare appunto l'Olimpo di Beethoven nell'Olimpo dello sport, che è appunto Cortina, soprattutto in vista delle Olimpiadi del 2026. Ad Asola adesso, dove l'amministrazione comunale ha trasmesso oggi al Ministero della Cultura il dossier per la candidatura della città dei 100 orizzonti a Capitale Italiana della Cultura 2024. Filo conduttore, la città paesaggio declinata al passato, presente e futuro, con focus su biodiversità agraria, cultura correlata all'ambiente, governance del territorio. Un grande lavoro di squadra, secondo il sindaco Mauro Migliorini, che sottolinea come il progetto coinvolga non solo la città, ma l'intero comprensorio dall'Asolano al Monte Grappa. Adesso le notizie dal Bellunese. Ed è il tema del lavoro in primo piano. Regione e sindacati si sono incontrati nel pomeriggio di oggi nella sede di Veneto Lavoro per approntare una strategia per l'Ideal Standard. Il 27 ottobre al Mise l'azienda deve chiarire se c'è un futuro per lo stabilimento di Trichiana. Ideal Standard ci deve presentare un piano industriale, se ce l'ha, visto che ce l'ha fatto aspettare fino adesso, oppure ci deve dire cosa intende fare dello stabilimento. Quello che tutti devono avere bene in mente è che quel valore industriale di quello stabilimento non può essere perduto. L'appuntamento è per il 27 ottobre al Ministero dello Sviluppo Economico. È lì che la multinazionale australiana sarà chiamata a dire se c'è o meno un piano industriale per lo storico stabilimento di Trichiana. 450 lavoratori diversi, quelli assunti in questi mesi. Questo stabilimento è uno stabilimento che dall'inizio dell'anno ha assunto quasi 50 persone, giovani ragazzi che stanno lavorando attualmente in questa realtà, una realtà che è a pieno regime, sta producendo circa 720.000 pezzi in un anno e quindi è in fascia riga degli anni precedenti. Perché il paradosso sta proprio qui. Da un lato la produzione che tiene, anzi cresce, dall'altro le voci di una dismissione che si rincorrono da mesi e mai ufficialmente smentite. A chiedere chiarezza una volta per tutte anche la Regione. Questa multinazionale purtroppo ci ha abituato a delle scelte incomprensibili e anche a cambiare direzione, e noi pretendiamo che invece sia chiarezza quella che deve stare nella risposta di un investimento che auspichiamo, perché lo stabilimento di Trichiano è uno stabilimento efficiente, è uno stabilimento che ha lavoro, che ha molte commesse, soprattutto in questo momento in cui il mercato, quel tipo di mercato è florido, quindi non ci sono ragioni per andare in una direzione diversa. E se la direzione non fosse quella auspicata, si chiede fin da ora l'intervento dell'esecutivo. Regione e sindacati si stanno preparando a tutto. Temiamo che ci siano anche possibili brutte notizie, per cui siamo pronti un po' a tutto, ma naturalmente noi quello che speriamo è il piano industriale su cui poi poter fare dei ragionamenti concreti.
Ieri vi abbiamo raccontato delle lunghe code nei Covid point della provincia, in particolare quello di Paludi alle porte dell'Alpagua, e l'effetto ovviamente del Green Pass esteso, dell'obbligo esteso del Green Pass. Solo per i tamponi l'Ulsuno ha schierato 35 operatori al giorno, uno sforzo definito significativo dalla stessa direttrice generale Maria Grazia Carraro. Un riordino però delle attività è comunque in corso, le novità saranno comunicate a breve dagli stessi vertici aziendali. L'orientamento è quello di rivedere orari e modalità operative sia per i tamponi ad accesso libero sia per quelli a finalità Green Pass. E adesso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con il comitato organizzativo che oggi a Roma ha deciso che le gare di sci alpinismo si terranno a Bormio, e questo nel giorno in cui la Fondazione Cortina 2021 ha presentato il suo bilancio finale, e la provincia di Belluno chiede a gran voce di accelerare sulle infrastrutture. La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi nella cornice dell'Arena di Verona, le competizioni di sci alpinismo a Bormio e le gare di paracross country e di parabiathlon nel cluster della Val di Fiemme, già impiegato dagli atleti olimpici, sono le novità deliberate all'unanimità dal Consiglio di amministrazione del comitato organizzatore dei Giochi Olimpici presieduto da Giovanni Malagò. Ulteriori tasselli in vista dell'evento clou del 2026, e questo nelle ore in cui la Fondazione Cortina 2021 nella sede della provincia di Belluno ha presentato il suo bilancio finale. Archiviato l'evento iridato tra i pochi a livello mondiale in piena pandemia, resta un tesoretto dalla doppia destinazione. È un grande evento che chiude inutile, più di 1.600.000 euro, 300.000 euro verranno invece destinate a attività di tipo sportivo locale, per cui 100.000 allo Sci Club Cortina, 50.000 formazioni di nuovi atleti nello snowboard, 50.000 formazioni di nuovi atleti o di aiuto per quanto riguarda il mondo del bob, 100.000 alla federazione invece regionale per la formazione di nuovi atleti, e il rimanente sarà un patrimonio della nuova fondazione che si occuperà di tante cose, in particolare delle Olimpiadi. Per Cortina le sfide da qui ai prossimi 5 anni restano molteplici, su tutte la realizzazione in tempo utile della nuova pista da bob, contestata da un ampio fronte ambientalista, ma sulla quale Regione e Comune puntano anche per il dopo Olimpiadi. Parliamo di un impianto che servirà poi per le federazioni, in questo caso non solamente per il bob ma anche per lo slittino, lo skeleton e il parabob, e sarà sicuramente di traino per l'economia turistica del paese. Progetti reali, fatti con estrema attenzione, con estrema sensibilità, e questo devo dire è la nostra ricetta. Ma l'elenco delle opere certo non si ferma alla pista da bob. Quello che manca è quello che mi auguro si potrà completare per le Olimpiadi, quindi le varianti di Tai, di Valle di Cadore e di San Vito, e si possa portare avanti il discorso legato alle varianti di Longarone e alla circonvallazione di Cortina, che sono le grandi opere che possono permettere anche un salto di qualità alla nostra provincia di Belluno, soprattutto nella sua parte alta. Non mi resta che lasciarvi al meteo, il tempo è finito, grazie per averci seguito, arrivederci. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini. Bentrovati al meteo. Pressione in calo, si avvicina una perturbazione che farà sentire i suoi effetti nella giornata di giovedì. Mercoledì 20 ottobre, tempo ancora buono. Vediamo allora il dettaglio. Sul Veneto fino al mattino probabili foschie o nebbie in pianura e nelle vallate alpine. Altrove sarà soleggiato con cielo poco nuvoloso. Non si escludono locali addensamenti. In nottata prime deboli piogge. Temperature senza particolari variazioni, minime tra 5 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra i 16 e i 20 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà soleggiato in giornata con qualche nuvola. Entro la serata qualche piovasco sparso. Temperature minime tra 6 e 12 gradi, massime sui 17-19 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, anche qui bel tempo con tanto sole e cielo sereno al massimo velato durante il giorno. Temperature minime intorno ai 6-7 gradi, massime sui 20-21 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.
Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini.